Oggi in Sardara, a sospizzinneddo della scuola media di Sardara e di Santuengiu, li sconto la storia di Giovanni Maria Angioi. E li conto in sardo e proite in sardo. A noi dobbiamo cominciare a imparare la lingua sarda per contare tutta la storia, tutti gli argomenti, che non è possibile che noi seguiamo meritoriamente a fare dare delle storie sarda, però in italiano. La storia sarda la dobbiamo scontare in sardo e già imparano due cose in su stessi tempi, la storia e il sardo. La storia di un uomo manno, di un uomo di Gabbale, Giovanni Maria Angioi, che ha tentato una rivoluzione manna, che non ha potuto seguire che so Savoias, ma vina so sardos, l'antraiu. Però questa rivoluzione non si sta inutile, che questa barrasa cussenza manna che so sardos si podiano liberare da soppressione politica de so Savoias e da soppressione de sos feudatarios. E dunque so spizzinneddos oggi de penischire conoscere quest'eroe, quest'uomo de Gabbale, che ha tentato questa rivoluzione e dunque devono seguire i arrastos di Giovanni Maria Angioi, come lo devono seguire tutti i sardos per una Sardegna libera, ricca e prospera e sicura. DD è un progetto che ha apparicciato e spicciocchedos della scuola di Santuengiu de Sardara, in pari, anti traballao a classi apertas, a pizzus della Dia della Sardegna. È un progetto che pone in pari storia e tecnologia, poi hanno pensato i spicciocchedos di fare una cosa che possa essere semplice e biri in su telefonetto e dunque hanno realizzato un'app digitale proprio di fai conoscere questa storia della Dia della Sardegna. Narauso che i spicciocchedos hanno di adesso dei più importanti, poiché la Dia della Sardegna le scuole sono serrate e dunque i spicciocchedos non possono a ragionare in pari dei testa Dia della Sardegna. Questo progetto nasce proprio poco puro, di poter ragionare in pari, quando pure si vinti a fuori da questa scuola. Questa scuola che adesso è importante in media, invece se manca di essere aperta, apparicciare proprio su come gusto, poi fai conoscere a tutti i spicciocchetti, a tutti i giovani, il te si importa di questa D. Professoressa, quanto è importante lo studio della storia per i ragazzi? Direi che è importantissima per il fatto che i ragazzi possono conoscere le loro radici e capire il passato, cioè conoscere il passato per poi capire anche il presente, quello che siamo e come loro possono agire e comportarsi nel presente e poi anche nel futuro. La storia della Sardegna è poco presente nei percorsi scolastici dei ragazzi. Come la accolgono? La storia della Sardegna diciamo che ne conoscono veramente poco e molto spesso dipende dalla nostra volontà, dalla nostra consapevolezza, dalla nostra voglia di far conoscere, ma i ragazzi accolgono sempre molto entusiasticamente queste iniziative, queste attività. Soprattutto se sono concrete e pratiche dove loro possono lavorare, possono comunque essere attivi nella progettazione e nell'espletamento anche di tutta l'attività, come è capitato e è successo in quest'anno scolastico. Il progetto DD è un'app, mette insieme la tecnologia, che insomma, questi ragazzi ormai sono nativi digitali, e anche la storia della Sardegna, che appunto ha una sua importanza e una sua valenza soprattutto oggi. Come hanno accolto i ragazzi questo progetto? In maniera positiva. All'inizio non era chiaro quello che avrebbero dovuto fare perché era una cosa completamente nuova. Diciamo che noi l'abbiamo vista nell'ottica della didattica inclusiva, un tipo di didattica moderna che stiamo introducendo, e ci è sembrato il modo migliore per cercare di proporre l'argomento. I ragazzi cosa hanno fatto? Hanno studiato la storia e hanno usato anche gli applicativi, cioè il sistema su cui costruire poi l'app. Abbiamo presentato la storia di quei giorni, i ragazzi hanno prodotto tanti disegni, li abbiamo stimolati al disegno, cercavamo di
quello come gradino di comunicazione. Ci siamo resi conto, l'abbiamo anche poi discusso, che l'archetipo della nostra individualità è emersa nei loro disegni. Per l'applicativo ci siamo dovuti naturalmente far aiutare perché ci vogliono esperti e i nostri ragazzi hanno 12-13 anni. Una bellissima giornata all'Istituto Comprensivo di San Gavino e di Sardara con gli studenti che hanno voluto festeggiare Sadies e Sardegna con una app. I giovani ragazzi, come dire, millennials che si cimentano nella connessione tra la loro identità e una nuova identità che è quella tecnologica e informatica, quindi una bellissima esperienza e anche un po' di orgoglio perché è una iniziativa che loro hanno fatto, un progetto che hanno realizzato e le hanno realizzato con dei finanziamenti regionali. Secondo me bisogna partire e ripartire da loro perché questa giornata entri, come dire, nel vivo della proprietà di ciascuno di noi, dobbiamo necessariamente finanziare progetti che siano rappresentativi dell'importanza di questa giornata passando per le autonomie scolastiche, perché sono i giovani quelli che possono insegnarci meglio il valore pieno di una giornata come questa.